quali sono i consigli che darete anche tra poco per riconoscere un'impresa seria a cui affidare una cosa importante come la nostra casa, ad esempio? E allora i consigli li abbiamo anche scritti, abbiamo preparato un vademecum per la cittadinanza, per i privati e li invitiamo proprio ad analizzare gli aspetti più importanti, ovvero la storia dell'azienda, da quanti anni esiste questa azienda, da quanti anni opera nel territorio, chi è il titolare o legale rappresentante, è sempre lo stesso, è cambiato, ci sono state delle vicissitudini o per qualche motivo l'azienda ha cambiato nome o addirittura la governance, la solidità finanziaria. Questa azienda che fatturato ha e quindi è in grado, è un ottimo indicatore il fatturato in ragione del tipo di opera che devo far eseguire. Come è messa e quindi anche la struttura aziendale, quanti dipendenti ha. A seconda del tipo di cantiere un'azienda deve avere anche un certo tipo di struttura, perché l'edilizia privata va dalla ristrutturazione della casa sino alla sede della multinazionale e quindi anche la struttura è importante. Dopo è molto utile valutare anche che precedenti lavori ha eseguito questa impresa. Qualche lavoro analogo può portarmi nel territorio per vedere qualche opera eseguita e quindi andiamo su aspetti relativi alla gestione anche dei processi. Quindi questa azienda ha un ufficio, è in grado poi di gestire pratiche anche burocratiche che inevitabilmente in un cantiere ci sono, dalle deroghe ai rumori, dalle deroghe alle vibrazioni, all'accesso nelle zone a traffico limitato dei centri storici, ai rapporti con i confinanti e così via. Che garanzie e assicurazioni mi offre questa azienda? Ha una RCT, ha una RCO, ha una CAR e quindi anche le certificazioni. Come opera in materia di sicurezza, di ambiente, di qualità. E quindi questi sono tutti degli indirizzi che noi abbiamo rapidamente scritto nel vademecum, ma possono essere un sistema attraverso il quale un committente privato può capire che soggetto ha davanti. Il vostro è un mercato dove c'è molta concorrenza, spesso e volentieri si guarda al prezzo, è un buon indicatore perché qualche volta il prezzo più basso attira in qualche modo il committente. Beh, allora il motivo per il quale abbiamo organizzato il convegno è proprio questo, che oggi a farla da padrona è solo il prezzo e quindi ci siamo resi conto che il committente privato nella stragrande maggioranza dei casi guarda solo il prezzo, ma dietro questo è lì che si nascondono poi i maggiori imprevisti e ricordiamoci sempre che un cantiere edile non è un'opera che un momento che si chiude in una settimana o 2 settimane e se sono stato scontento pazienza. Nel momento in cui si contrae un appalto può durare 2 mesi, 6 mesi, 2 anni e quindi si crea una sorta di fidanzamento con l'impresa di costruzioni. Quindi quando noi ci fidanziamo guardiamo la persona che abbiamo davanti, vogliamo stare bene con lui, quindi bisogna anche fidarsi. Quindi non necessariamente deve essere il prezzo lo strumento e anzi deve proprio venire dopo. Come dicevo prima ci sono tante altre cose da guardare prima perché per un bel periodo questa gente frequenterà la casa mia o il mio capannone o la mia azienda o comunque proprietà del committente.